1961-2011. Prestigioso traguardo per i coniugi favaresi che ieri hanno festeggiato le nozze d'oro. Stiamo parlando del signor Francesco Lamanna, ex minatore, e della signora Carmela Caramanno casalinga. La loro unione oggi rappresenta una vera e propria lezione di vita, soprattutto per le giovani generazioni, che ai primi ostacoli decidono di abbandonare il proprio partner. Noi abbiamo voluto chiedere alla coppia qual è il segreto del loro amore. Ci hanno voluto sempre bene. Bravo. Questo è il nostro segreto. Come ha conquistato sua moglie? Da un matrimonio. Ho visto mia moglie, siccome siamo cugini, me ne sono innamorato tanto. Un'unione felice rallegrata dalla nascita di 6 figli. Cettina, scomparsa prematuramente, Maria Francesca, Giuseppina, Salvatore, Vincenzo e Anna Maria. Un bel traguardo per i vostri genitori che oggi hanno fatto 50 anni di matrimonio. Certo, sono contentissima che mia mamma e mio papà sono arrivati a 50 anni di matrimonio, non sono troppi che ci arrivano. E voglio dire una cosa in particolare, ho i genitori stupendi, ne sono pochi da avere così stupendi, li ringrazio tanto. Orgogliosi dei loro nonni anche 11 nipoti e i 3 pronipoti. Siamo con Mariella Patti, nipote dei coniugi Lamanna. Cosa vuoi augurare ai tuoi nonni? Gli auguro tanta felicità e di passare tanti anni ancora assieme. Il lieto evento è stato sancito con una santa messa presso la parrocchia Beata Maria Vergine dell'Itria, officiata da Don Alessandro di Fede Sant'Angelo. Per il comune era presente l'assessore Calogero Carlino, che per l'occasione ha omaggiato i signori Lamanna con una targa ricordo.